Schiatto con la moto contro un pick-up, muore infermiere e pompiere volontario. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di martedì 30 settembre 2025 che ci porta nel comune di Lentiai. Stiamo leggendo il Corriere delle Alpi, articolo di Gigi Sosso. Daniel Pastorello aveva 29 anni ed era di Lentiai. Nell'impatto è stato sbalzato per una decina di metri finendo nel fosso. Schianto contro un pick-up, muore un motociclista di 29 anni, l'infermiere professionale e vigile del fuoco volontario Daniel Pastorello ha perso la vita ieri pomeriggio sulla strada provinciale numero 1 della Sinistra Piave, all'altezza dell'area di servizio Eni Station di Lentiai nel territorio comunale di Borgo Valbelluna. La tragedia si è consumata alle 17 in quella che in sostanza è via Belluno, a poca distanza dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l'autovicolo e la Yamaha Tracer di grossa cilindrata e fresca di matricolazione stavano entrambe procedendo in direzione del capoluogo. Il pick-up Mitsubishi bianco con alla guida una donna ha svoltato a sinistra per andare a fare rifornimento e la moto che seguiva era probabilmente in fase di sorpasso. Pastorello non se ne è accorto o non ha fatto in tempo a frenare. Di sicuro è andato a schiantarsi contro la fiancata del grosso mezzo con il cassone. L'urto ha agito come una specie di catapulta e Pastorello ha fatto un volo in avanti di almeno una decina di metri finendo nel fosso accanto alla careggiata e perdendo la vita sul colpo. Ci sono dei testimoni oculari dell'incidente e qualcuno ha raggiunto l'uomo per verificare le sue condizioni, ma purtroppo ormai non c'era più niente da fare per lui. Troppo violenti l'impatto e il successivo atterraggio, straziante l'arrivo dell'ambulanza dall'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre e dei vigili del fuoco del distaccamento feltrino. Pastorello lavorava in pronto soccorso e sono stati proprio i suoi colleghi a constatarne il decesso con il medico legale e recuperare la salma. Stessa terribile sensazione di tristezza e angoscia per i pompieri effettivi che conoscevano molto bene Pastor e lo apprezzavano per la sua attività di volontario. Hanno dovuto bonificare la careggiata dai detriti e dalle sostanze oleose in attesa dell'arrivo del carro attrezzi per la rimozione dei mezzi. I rilievi di legge invece sono stati effettuati dalla pattuglia della polizia stradale che ha cercato di stabilire la responsabilità sentendo a sommarie informazioni chi era sul posto in quel momento. Non mancano i negozi, ad esempio, mentre era chiusa la pizzeria nelle immediate vicinanze. Gli atti arriveranno nelle prossime ore sulla scrivania del magistrato di turno che vedrà se procedere o meno contro l'automobilista, ammesso e non ancora stabilito che abbia delle colpe dell'accaduto. Ipotesi di reato da valutare è quella di omicidio stradale. Voleva diventare soccorritore e lavorava al bar per studiare ulteriore approfondimento in merito alla figura di Daniel Pastorello. Marzia Pezzini in lacrime, Pastor si era impegnato molto per raggiungere il suo obiettivo. L'articolo a firma di Stefano De Barba, un ragazzo pulito. Daniel, che si era impegnato per diventare quello che voleva, un soccorritore, non riesce a trattenere le lacrime. Marzia Pezzin, la titolare del bar di Lentiai dove Pastor negli anni passati aveva lavorato come barista per mettere da parte i soldi per completare gli studi e dove continuava a trovarsi con la compagnia di coetanei di Lentiai. Infermiere professionale al pronto soccorso dell'ospedale di Feltre, vigile del fuoco volontario con il distaccamento del Basso Feltrino, in passato impegnato con la parrocchia di Lentiai a dare una mano all'allora parroco Don Luca Martorell come animatore per il GREST, il gruppo estivo dei ragazzi. Un ragazzo insomma con una grande passione dentro aiutare gli altri come soccorritore. A Scienze Infermieristiche a Feltre, la sede staccata dell'Università di Padova dove aveva studiato, aveva anche vinto una borsa di studio nel 2023 che aveva premiato il suo impegno, ma ancora molto prima, nel 2012, c'era già il suo nome tra quello dei giovanissimi che alla piscina di Santa Giustina avevano completato il corso di salvataggio organizzato da Onda Blu. Aveva raggiunto il suo traguardo. Daniel era diventato infermiere di pronto soccorso, aveva festeggiato proprio al bar Pezzina assieme alla fidanzata a cui era legatissimo il traguardo raggiunto. Quello che lo aveva spinto negli anni a darsi da fare lavorando e studiando. Aveva lavorato alla Pandolfo Alluminio, poi al bar Pezzine e quindi anche al bar Canton. Figlio di Fabio e di Katia, con una sorella più piccola, Claudia, viveva a Ronchena e a Lentiai non c'era chi non lo conoscesse per il suo impegno. Era un ragazzo esemplare, lo piange Marzia Pezzin. Ha lavorato da noi per un periodo per pagarsi gli studi perché voleva fare l'infermiere, voleva seguire il suo percorso in ospedale. Era un ragazzo splendido, di quelli che non è facile trovarne al giorno d'oggi, dedito al lavoro ma impegnato nel sociale, a partire dalla sua attività di volontariato nei pompieri. Per la comunità di Lentiai è una perdita gravissima. Quando parlavamo del suo impegno di vigile del fuoco mi diceva sempre: Marzia, quando mi chiamano io vado. L'unica sua passione era giocare al soft air. Diceva che era un modo per sfogare le energie
Quando è arrivato qui al bar a lavorare non conosceva il mestiere, ma era puntuale, bravo, ordinato, corretto e ha fatto di tutto per arrivare alla laurea da infermiere. E purtroppo vi è stata un'altra tragedia, sempre in provincia di Belluno, scorriamo le pagine, in questo caso del Corriere delle Alpi. E lo troveremo sicuramente all'interno di questa edizione. Noi continuiamo appunto con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia, sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, ci porta nel capoluogo, festa della polizia, riconoscimenti a 5 pensionati per la gente all'USL. Il questore: il nostro è il lavoro più bello del mondo. Nella chiesa di San Pietro la messa con Monsignor Lise. Vediamo appunto alcuni scatti della cerimonia che si è svolta nella giornata di ieri. Fatti di cronaca giudiziaria, foto all'amica con bandiera nazi, 7 mesi, l'uomo è stato condannato per interferenze illecite nella vita privata della donna, ma potrebbe anche non essere finita qui. Assolto il computato che non era presente in quel momento, si indaga ancora. Passiamo a Feltre, l'imposta di soggiorno rincara per le strutture con più stelle, i sindaci dell'Unione Montana, basta tariffe uguale per tutti, 50 centesimi in più per gli alloggi migliori. E sempre da Feltre, famiglia feltrina, associazione Dino Buzzati e Unisono sugli scudi. Sono l'associazione Dino Buzzati e l'Unisono i vincitori dei premi Beato Bernardino e Panfilo Castaldi, riformulazione dell'ex premio Feltre Lavoro che la famiglia feltrina conferisce ogni anno a persone, enti o associazioni che si distinguono nel campo dell'assistenza. Ancora da Feltre, anzi sì, siamo sempre a Feltre, con pagina 27 del Corriere delle Alpi. Il comune vende l'ex sede INPS, potrà ospitare abitazioni e uffici, cambia la destinazione d'uso, l'opposizione apre il confronto sul tema della residenzialità. Ancora dal Feltrino siamo a Servo tornano a splendere gli antichi affreschi e l'altare. Per 4 anni il presbiterio della chiesa di Santa Maria Assunta è rimasto chiuso, anche il vescovo Marangoni alla cerimonia per salutare la conclusione dei restauri. L'intervento è stato finanziato con i fondi di Area Vasta, l'opera avviata da Don Tessaro che ora lascia l'alto piano. Siamo a pagina 29, Limana, Fontana, tutto il paese per l'addio. Caro Edi, ti diciamo grazie. Ai funerali dell'ex vice sindaco, le parole dell'amico Don Renzo e le voci del coro arcobaleno. L'articolo è di Ivan Ferigo. Un inno alla vita è ad accompagnare la bara verso l'uscita della chiesa di Limana, piena dentro e fuori. Un sincero applauso come a dire grazie. Infine un momento di socialità al bar La Dolce Vita a Trichiana, perché lui avrebbe voluto essere ricordato così, con il sorriso, quello impresso nella foto che accompagna il feretro e che regalava a chiunque. Questo è stato l'abbraccio a Edi Fontana da parte di quella comunità, dalla politica all'associazionismo, per cui nella sua vita si è speso con entusiasmo, passione e umiltà. Notizie adesso che ci portano in Agordino, Rocca Pietor, una bella notizia. Serrai, conclusa la stagione, sfiorati i 70.000 visitatori, soddisfazione alla cooperativa Sviluppo e Lavoro che ha gestito gli afflussi. Sono stati assunti 8 giovani, 6 dei quali della Valle e gli altri del Bellunese. Cortina, la pista da bob avrà la sua foresteria, un edificio con 60 camere su 3 livelli, sarà adiacente allo stadio del ghiaccio e a 2 passi dallo Sliding Center. Salvini, consolidiamo l'investimento fatto. E sempre in merito alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il risultato di una recente analisi: cabino via Ista il pilone 4 e saldo, a inizio ottobre si monta alla fune. Per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, uno scatto appunto del pilone 4 sotto la spaccatura del terreno a Socrepes, di cui i quotidiani della provincia di Belluno avevano dato spazio nelle scorse settimane. Ed ecco appunto l'altra tragedia che ha colpito il bellunese, in questo caso da Lentiai passiamo ad Auronzo, travolto con la sua ape muore falegname Pietro Vecellio, Salto Cibi, aveva 75 anni. L'incidente nei pressi di Palussa San Marco d'Auronzo, il pensionato aveva gestito 2 rifugi ed era stato guida alpina. L'articolo a firma di Paola Dallanese. Il paese di Auronzo piange la tragica scomparsa di Pietro Vecellio Salto, detto Cibi. L'anziano, 75 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Palussa San Marco nei pressi della sua baita, dove da qualche tempo si recava quotidianamente per svolgere alcuni lavori di ristrutturazione. L'incidente mortale è avvenuto ieri attorno alle 16. Il pensionato era a bordo della sua Apecar 50 e doveva immettersi sulla strada interpoderale quando un'auto che sopraggiungeva lo ha colto in pieno. L'ape si è ribaltata finendo su un pendio. Sul posto sono arrivati
L'ambulanza del punto di primo intervento dell'ospedale di Auronzo, l'elicottero del SUEM, i carabinieri e i vigili del fuoco, ma per Vecellio Salto ormai non c'era più nulla da fare, il pensionato è deceduto sul colpo. La notizia della sua tragica scomparsa ha fatto il giro del paese in poco tempo, lasciando l'intero territorio di Auronzo nello sconforto e nell'incredulità. Pietro Vecellio Salto Cibi era molto conosciuto e stimato falegname, era stato guida alpina, oltre che alpino del gruppo ANA di Auronzo, dove, come ricorda il presidente Bruno Molin, che ancora non si capacita di quanto accaduto, era tra i più attivi. Iscritto da oltre 30 anni al nostro gruppo, aveva contribuito alla sistemazione del Museo della Grande Guerra ospitato a Palazzo Corte Metto, nel centro del paese. E sempre dal Cadore fino a domenica alla Cappella di San Giuseppe, Tabbiade e Tanno, la storia in mostra d'omeggi con foto e documenti. Per Arolo di Cadore stasera a Sportello si parla di locazioni. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia che troviamo a pagina 2, Mondo Animale, vita col gufo reale, Icaro ci ha scelti, ora è come un figlio. Il maestro artigiano Mauro Lampo e l'amico speciale che lo aiuta in bottega cena con noi, fa i bagnetti, ormai è un fenomeno social da 4 milioni di follower. E vediamo appunto in questo scatto Icaro assieme al suo papà adottivo. Manuela all'inizio era ferocemente geloso, ma col tempo ha lasciato che condividessi mio marito. Quando si irritava mi faceva i dispetti, rubava le mie cose e le nascondeva. Ora è diventato compagno fedele e ancora intelligentissimo, capisce tutto e spesso aiuta le altre persone a guarire dalla depressione. Vediamo, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, alcuni scatti appunto di Icaro, che è questo gufo diventato assai familiare, notizia che ci porta nel comune di Longarone, articolo a firma di Alessandra Dallò. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla tragedia che ha colpito la comunità di Lentiai. Schianto in moto, muore infermiere, l'incidente davanti al distributore Agip. Daniel Pastorello ha centrato un pick-up che stava entrando nello spiazzo, era in servizio al pronto soccorso di Feltre, ma prima aveva lavorato alla Pandolfo, era anche vigile del fuoco. Continuiamo con pagina 5, la politica del capoluogo, anch'io nel mirino come Charlie Kirk, ecco perché chiedo che sia ricordato. In consiglio la condanna dell'omicidio del giovane americano, il primo firmatario dell'ordine del giorno è Francesco Lagrua. Articolo di Damiano Tormen. Nel 2024 il consigliere aveva paragonato le famiglie arcobaleno alle unioni uomo-cane, provocazione che non era passata in sordina. La festa del patrono, poliziotti tra onorificenze e Dante Alighieri, notizia trovata anche nell'edizione del Corriere delle Alpi. Siamo invece sempre nel capoluogo, svolta l'Unione Montana, traina nuovo commissario, l'incarico gli è stato conferito dalla giunta regionale ma potrà declinarlo. De Pellegrini, il nostro segretario, non può continuare a gestire la situazione. Il personaggio, Luxuria e l'amore per il bellunese con noi 3 giorni. Sperandio racconta il tour nel territorio con l'attivista Vladimir. Ha visitato la città, ma anche la diga del Vajont, Villa Pasole, il Passo Giao e il Cansiglio. Vediamo appunto in questo scatto Gino Sperandio e Luxuria appunto hanno visitato il territorio della provincia di Belluno. Continuiamo con pagina 9 del Gazzettino di Belluno. Lupo a caccia investito sulla provinciale. L'incidente è avvenuto a Marzia ieri mattina verso le 7. L'animale aveva aggredito e divorato un cervo. La belva è rimasta a terra qualche minuto, poi si è rialzata e ha fatto perdere le sue tracce. Vani i tentativi di ritrovarla. Feltre, i Redneck segnano il country, c'è un nuovo Open Day, venite, l'appuntamento lo troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno, come la festa dell'uva a Fonzaso, la 20ª edizione fa il pieno di visitatori. Il presidente Zulian a fare un conto delle presenze è impossibile, ma c'era davvero tantissima gente. Borgo Valbelluna, esordio alle medie, 2 giorni nel bosco, insegnanti e genitori hanno organizzato l'uscita con notte nell'edificio della parrocchia di Spinea a Pian di Coltura, un modo per costruire lo spirito di squadra e avviare nuove relazioni con i compagni all'inizio del ciclo scolastico triennale. Longarone, Parco delle Dolomiti, nell'ex distretto sanitario, apre l'ufficio informazioni, articolo a firma di Giovanni Santin. E anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla tragedia avvenuta ad Auronzo, auto lo centra sull'Ape, muore l'ex guida alpina Piero Vecellio, tragedia a Palus San Marco, Cibi si era appena immesso sulla regionale dalla sua baita, cordoglio e incredulità in paese. Vediamo appunto uno scatto che rappresenta il signor Cibi e un punto, e il punto dove purtroppo è avvenuto questo incidente mortale.
Sempre da Auronzo, il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla chiusura della mostra dedicata ai dinosauri, migliaia incantati dai dinosauri, il comune, una scommessa vinta. E ancora a Tambre e Cansiglio, musica troppo alta ha disturbato il bramito dei cervi, gli ambientalisti lamentano il fatto che la festa non era stata autorizzata, sul posto i carabinieri. Cortina, giardino d'inverno alla casa di riposo Angelo Maioni, il costo è di 700.000 euro, l'obiettivo è aumentare la capacità ricettiva del centro che attualmente accoglie in tutto 84 utenti. Da Cortina al Comelico, Santo Stefano, palestra di roccia potenziata e oltre 60 vie di arrampicata, dal 2015 la gestione della struttura è passata alla Comelico Climb. Ancora Cortina, servizio per le Olimpiadi, parte il collegamento con Padova, un'importante novità per i turisti e pendolari, i mezzi avranno connessione internet. E terminiamo con lo sport. In provincia di Belluno, calcio di Serie G, baluardo Consiglio, sì, vittoria storica. Il 19enne portiere della Dolomiti ha blindato il successo con la pergolettese nel concitato finale, felicissimo, ma il merito è anche di Barbini. L'intervista di Luca Dauru vi aspetta a pagina 14 del Gazzettino di Belluno. Concludiamo con un'altra notizia sportiva a firma di Marco Di Bona. Cortina, Alleghe-Feltre, solo trionfi, arriva subito il riscatto delle bellunesi. Parliamo ovviamente in questo caso di hockey su ghiaccio. Gli ampezzani hanno domato il forte Kitzbühel mettendosi alle spalle il rovescio con il Gardena. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.